Tutto l'equipe dell'ospice pediatrico, perché hai fatto tante cose per Adam, è la seconda casa di Adam, l'ospice pediatrico. L'hospice pediatrico è stato per Adam una casa. Adam era un bambino farfalla, un nome dolce che evoca leggerezza per una malattia che non lascia scampo e che ha ucciso Adam, nato nel 2009, a soli 14 anni. La sua storia è diventata il titolo e lo spunto per un libro scritto dal giornalista Stefano Vietina ed edito da Marsilio Editori, che racconta il lavoro immenso che fanno i medici e il personale sanitario dell'Hospice pediatrico di Padova e del Veneto, che accoglie ogni anno centinaia di bambini e ragazzi affetti da malattie inguaribili ma curabili, come ha spiegato Giuseppe Zaccaria, presidente della Fondazione La Miglior Vita Possibile, che a Palazzo Balbi a Venezia ha fatto un annuncio importante. Entro il 2026 infatti sarà completato il primo lotto del nuovo hospice pediatrico. Cominciamo a intravedere addirittura d'arrivo per la realizzazione del primo di questi 3 grandi pilastri, che poi è quello più importante e fondamentale, quello cioè relativo all'assistenza, con la realizzazione della ristrutturazione di un edificio in via Fallopio 17 a Padova, per il quale ci saranno maggiori spazi, maggiore disponibilità per i medici, per i ragazzi, per le famiglie e quindi possibilità di offrire un'assistenza sempre più ampia e sempre più qualificata. L'associazione La Miglior Vita Possibile nei prossimi 10 giorni consegnerà il progetto definitivo della struttura per le cure palliative all'azienda ospedaliera di Padova. Il nuovo hospice costerà 16 milioni di euro, 9 milioni saranno finanziati dalla regione, ha ricordato il presidente del Veneto Luca Zaia. Ci saranno 12 stanze per ospitare i piccoli pazienti e appartamenti per i familiari che arrivano da lontano e che verranno accolti con amore e cura, come è stato per Adam e la sua famiglia.